Incontro questa mattina in prefettura tra il sindaco di Casiera e il viceprefetto. Sul tavolo il tema dell'accoglienza dei migranti nell'ex caserma Serena. Carrareto chiede l'aiuto di tutti. Da Venezia Zaia parla di situazione inquietante. A Padova i profughi si accolgono nelle palestre, un'ipotesi che per il presidente della provincia Marcon non deve essere presa nemmeno in considerazione. Il Sant'Artemio ha infatti competenze sull'edilizia scolastica. Ennesimo episodio di furti in casa ieri sera nella Marca, protagonista una famiglia rumena che da 20 anni vive a San Cipriano di Roncade. Tentato furto in una casera la sera di Ferragosto a Col San Martino, identificato il ladro maldestro, aveva perso il suo portafoglio durante la fuga. Era scappato dopo aver provocato un incidente stradale a Pieve di Soligo. Dopo 2 settimane i carabinieri individuano il pirata della strada. È un marocchino 22enne e non ha mai avuto la patente. Ancora tensione al carcere di Santabona, dove un detenuto 36enne ha provocato un nuovo incendio, poi ha colpito degli agenti. L'episodio sabato sera è stato trasferito. Ha fatto il giro d'Italia la storia della libraia di Castelfranco, che ha deciso di non vendere il libro del generale Vannacci al centro delle polemiche per omofobia e razzismo. Sono però pronta a un confronto, dice. Oltre 500 i fedeli che hanno partecipato ieri sera a Riese alla processione nel giorno dedicato a San Pio X, una cerimonia in attesa del ritorno del santo. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Ancora una volta il nodo dei migranti in apertura di questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali, perché questa mattina in prefettura a Treviso c'è stato un confronto fra il viceprefetto e il sindaco di Casiera Carrareto sul tavolo la gestione dell'ex caserma Serena e dei flussi, nel giorno in cui tra l'altro il presidente della regione Luca Zaia ha fatto il punto a Palazzo Balbi e dice non ci sono più spazi, parlando addirittura di situazione inquietante. Partiamo da qui. Noi siamo preoccupati perché oggi i dati sono dati di insostenibilità. Ne stiamo ospitando circa 9.000 in questo momento e siamo davanti a una situazione che rischia di diventare inquietante, visto e considerato che non ci sono più spazi. Noi dobbiamo assolutamente scongiurare tendopoli per un fatto di dignità e di insostenibilità da parte nostra, o mega assembramenti tipo Cona. Non ci sono più spazi per accogliere i migranti che sbarcano a migliaia sulle coste italiane e che vengono destinati a 400-500 alla volta in Veneto ogni settimana. Al Balbi per il punto stampa il presidente della regione Luca Zaia snocciola i numeri della presenza già massiccia di richiedenti asilo. Siamo quasi a 9.000 unità ospitate rispetto a questo ultimo flusso migratorio, che si aggiunge ai 15.000 ucraini ospitati in Veneto, che si aggiunge alla rotta balcanica via terra che non riusciamo a quantificare, e lo dice una regione che sa che cos'è l'ospitalità. Io penso che non ci debba essere parte politica, no? Su un argomento come questo, perché se siamo tutti d'accordo che la solidarietà va erogata e va praticata in maniera seria, è altrettanto vero che poi c'è un altro tema che è quello della sostenibilità. C'è un livello di sostenibilità oltre al quale noi non possiamo più garantire che ci sia dignità nell'accoglienza, che ci sia dignità nei servizi. E c'è un comitato di pietra che è l'Europa, ve lo dice un europeista convinto, ma è innegabile che oggi l'Europa sia totalmente assente. Non possiamo diventare il ventre molle dell'Europa, ammonisce Zaia, nelle stesse ore in cui il sindaco di Casier, Renzo Carraretto, era a confronto col viceprefetto Antonello Rocco Berton per fare il punto sulla situazione all'ex caserma Serena. Per quanto riguarda gli arrivi, ecco, in questo momento sappiamo che potrebbero esserci, non sappiamo quando, non sappiamo il numero, non sappiamo le date, ma potrebbe esserci questa continuazione, ma diciamo che c'è anche un po' così una tranquillità che come arrivano ci sono anche altre destinazioni poi successive. Il Maxi Hub, tanto contestato, permette nei fatti di mantenere la situazione in equilibrio, evitando di dover arrivare a soluzioni estreme come quella intrapresa da Padova, che ha accolto i richiedenti asilo nelle palestre. Soluzione che Stefano Marcon, da presidente della provincia, non prende neanche in considerazione. Non la considero comunque una buona politica per la gestione di questa emergenza. Primo perché le scuole sono in partenza ormai e quindi c'è bisogno di avere le strutture libere per fare
per fare l'attività scolastica, l'attività sportiva all'interno appunto del percorso scolastico. 2, perché non lo trovo nemmeno dignitoso per coloro che vengono ospitati all'interno di una palestra avendo delle difficoltà note, non essendo le palestre strutture atte a gestire immigrazione. E su questo tema, sul tema migratorio, abbiamo sentito chi da 8 anni ormai di fatto convive con profughi e richiedenti asilo. Si tratta di Domenico Piccoli, ex militare ed ex consigliere comunale a Treviso, con casa proprio davanti all'ex caserma Serena. Piccoli che dà un giudizio sconsolato su una situazione sempre più grave. Sono stati 8 anni al 16 di agosto di quest'anno, insomma. E rispetto a quando sono arrivati, meglio o peggio? È peggiorata in una sensibilità terribile. Questo è lo sconsolato giudizio di Domenico Piccoli, che ama definirsi un convivente degli immigrati ospitati all'ex caserme Serena tra Treviso e Casier. 8 anni di esperienze vissute sulla propria pelle che gli permettono di dire senza pericolo di smentite. Adesso sono ognuno abituato a fare il proprio conto, tanto è vero che di notte ci svegliamo perché sono seduti qua nei margini della strada a chiacchierare a gruppi alle 3 di notte, alle 4 di notte. Perché nessuno insomma gli segna le regole? Nessuno gli dà le regole, nessuno gli dice che devono rientrare. Una situazione che Piccoli vede ogni giorno e ogni notte dal suo giardino, compresi gli ultimi arrivi. Io ho visto dei pullman che arrivavano, è vero che non saranno stati pieni di 60 persone, ma erano pieni e scaricavano persone di notte. Numeri in crescita, col risultato, sottolinea Piccoli, che ad esempio nei giardini pubblici di Casier molte mamme non passeggiano più da quando c'è una presenza fissa di immigrati, per una situazione che potrebbe tornare davvero esplosiva. Il soprannumero può causare anche delle intolleranze. Senta, dopo 8 anni di convivenza, secondo lei quale sarebbe la soluzione? In provincia di Treviso ci sono 30.000 posti di lavoro vacanti che non si trovano. Allora stanno invocando l'immigrazione, ma l'immigrazione non vuol dire accoglienza nell'hub. Non è più sufficiente questa cosa, bisogna avviare proprio le persone al mondo del lavoro. Ma queste persone, lei che ha contatti diretti, hanno voglia di lavorare? Hanno voglia di lavorare, e chi dice di no? Se poi invece trovano la malavita che li fa guadagnare di più e sono più liberi, sicuramente che ne approfittano e vanno da quella parte. Tema dell'immigrazione che è riecheggiato anche ieri sera nel corso delle celebrazioni per San Pio X a Riese. Un appello all'accoglienza vero e proprio è arrivato dal vescovo di Vicenza. A partire dalla lettura del Vangelo, uno sguardo sul mondo che è capace di accogliere tutti, di fare spazio a tutti con uno sguardo privilegiato ai deboli, ai poveri. Anche a Riese, nella serata dedicata a San Pio X, è risuonato forte il richiamo della Chiesa a tutti i cattolici affinché si adoperino verso l'accoglienza dei migranti. Un tema che continua ad essere divisivo nelle comunità rappresentate dai sindaci chiamati a dare risposte alle prefetture. A loro Monsignor Brugnotto ha rivolto un appello chiaro sul servizio alle comunità alla luce del Vangelo. Non ritirarsi rispetto alle vicende del mondo, ma ad affrontare anche questa alta forma di carità che è la politica, dedicandosi al bene comune, all'attenzione all'intero popolo e oggi dobbiamo dire anche con uno sguardo sul mondo intero, perché non è pensabile che ciascuno guardi semplicemente al suo piccolo territorio, ma abbia una attenzione e una lettura molto puntuale sui fenomeni del mondo che riguardano anche noi. Un tema che ha dato forza a chi, come il sindaco di Riese, crede più in un'accoglienza diffusa guidata all'inserimento nelle nostre comunità che alla creazione di grandi contenitori per immigrati che rischiano di trasformarsi in nuovi ghetti. Bisogna ognuno fare la propria parte, io credo, e anche noi come sindaci dobbiamo farci portatori di buoni valori e non di chiusura né mentale né tantomeno fisica.
Sindaci che sono anche in altre faccende affaccendati, hanno altre priorità che riguardano i residenti. È il caso di Gaiarine, dove il comune non riesce a trovare un alloggio per una famiglia rimasta senza casa dopo la violenta grandinata delle scorse settimane. Lo stesso sindaco ha scritto al prefetto. Ho scritto anche al prefetto, tra l'altro poi senza alcuna vena polemica, ci mancherebbe, se mi dà una mano, perché se giustamente mi incarica e ci incarica di pensare ai migranti, in cuor mio ancora prima devo pensare ai miei concittadini ovviamente. Il sindaco di Gaiarine, Diego Zanchetta, è tuttora alle prese con una famiglia rimasta senza casa dopo le violente grandinate del mese scorso, che ancora non riesce a trovare un'abitazione. La tempesta di ghiaccio, il vento, poi l'acqua che si sono abbattuti in particolare sulla frazione di Francenigo hanno devastato il tetto della casa in cui vivevano 2 nuclei. Abitano i genitori al primo piano e il figlio con bambina piccola al pian terreno. A causa delle infiltrazioni d'acqua il tetto non è più agibile, la casa non è più agibile, il tetto è a pericolo di crollo e di conseguenza sono stati fatti evacuare tutti. Alla prima emergenza si è fatto fronte, ma ora, a distanza di settimane, resta il problema di non riuscire a trovare a queste persone una casa in affitto. Ce ne sono alcune di chiuse, però fatiscenti, che devono per forza di cose essere oggetto prima di restauro. Ma non c'è più nessuno che costruisce e questo è un po' il dramma che stiamo vivendo. Noi abbiamo la doppia difficoltà, questa che è la prima e l'altra di essere comune di confine, dove di là in Friuli, quindi a confine con il comune di Gaiarine, trovano imprese che costruiscono e prezzi soprattutto più abbordabili rispetto di qua in Veneto. L'urgenza di trovare una sistemazione per la famiglia con la casa lesionata dalla grandine dà lo spunto per un ragionamento più vasto sulla carenza di alloggi che investe ormai non solo le grandi città ma anche i piccoli centri. Non dico ogni giorno, ma almeno una volta a settimana qualcuno bussa alle porte del comune e so anche alle agenzie immobiliari della zona se c'è qualcosa da locare in affitto, però non c'è, la risposta è veramente pochissima roba. Dai temi dell'attualità, quelli della cronaca, ennesimo episodio di furto ieri sera nella Marca, siamo nella zona di San Cipriano a Roncade, protagonista una famiglia rumena che da 20 anni vive nella località e che in questi giorni era rientrata in patria per le vacanze. La segnalazione sul sito, sul portale, sulla pagina Facebook Furti in corso. A parlare ai nostri microfoni, a quelli di Lucio Zanato e il figlio. Stare attenti con chi si parla e stare molto attenti, non fidarsi delle persone e pubblicare magari meno cose sui social, per esempio su dove si è o cose di questo tipo. Questi consigli antifurto da chi ha subito, non più tardi della serata di ieri, questa infelice esperienza. I soliti ignoti, approfittando delle prime ombre della sera, hanno preso di mira questa casa di via Marconi a San Cipriano, approfittando dell'assenza dei proprietari, una famiglia rumena da 20 anni residente a Roncade, che in queste settimane è tornata in patria per le vacanze. Tutti, a parte il giovane Raul, tornato in anticipo per impegni lavorativi. Ieri sono andato a lavoro e tornando da lavoro appunto sono tornato a casa e ho visto la casa completamente aperta, insomma, e ho visto che tutto era per aria e insomma sono passati i ladri a casa. Ecco, ma hanno forzato qualcosa? Cosa è successo? Hanno forzato la porta principale, quella d'ingresso, e dopodiché anche dentro casa hanno forzato tutto il resto che era chiuso e hanno rabaltato completamente tutto ciò che era dentro gli armadi, hanno lasciato solamente casino, anche perché a livello di cose che effettivamente ci hanno rubato, non ci hanno rubato molto, quasi nulla, anche perché non avevamo nulla noi, quindi insomma questa è la cosa che un po' hanno solamente fatto danni. Rabbia mista alla rassegnazione per una zona assegnata dai ladri. Si sapeva già che comunque queste zone qua sono abbastanza, trafficate, soprattutto quando le persone vanno in ferie come in questo periodo, e sì. Soprattutto queste zone qua che comunque non sei né in città ma non sei neanche proprio in mezzo ai campi, quindi è un po' la giusta via di mezzo magari per poter
fare tutte le cose diciamo di fretta e scappare. Questo nonostante il portoncino blindato cambiato da poco con la ristrutturazione dell'esterno dell'abitazione e con l'allarme in attesa di installazione. Per il giovane Raul tutto poco efficace se i ladri possono agire indisturbati perché i proprietari hanno fatto sapere che sono in vacanza. Consiglio comunque di essere un po' più riservati, anche perché al giorno d'oggi è molto facile insomma accedere alle informazioni. Ma in azione ci sono ladri anche davvero maldestri, così a Col San Martino. Stavano per mettere a segno un colpo in una casera di Col San Martino, ma nella fuga a uno dei due ladri è caduto il portafoglio. È quanto avvenuto la sera di Ferragosto nella frazione di Farra di Soligo. I due malviventi erano riusciti a forzare la serratura della porta d'ingresso del casolare e arrivare all'interno dell'abitazione, ma sorpresi dal rientro inaspettato del proprietario si sono dati alla fuga a mani vuote e a gran velocità. Allertati i carabinieri, durante il sopralluogo nella casera è stato trovato un portafoglio contenente i documenti di uno dei due ladri, molto probabilmente perso durante la fuga. Si tratta di un 20enne padovano che è stato prontamente denunciato per tentato furto in abitazione. Tragedia sfiorata nel pomeriggio di oggi a Vedelago, uno schianto frontale tra un camion trasportante ghiaia e una Citroen C3, fortunatamente non ci sono feriti gravi. L'incidente è avvenuto in via Postioma Ovest, l'impatto ha fatto uscire di strada entrambi i veicoli finiti dentro i fossati che costeggiano la strada. Immediato l'arrivo dei soccorsi che hanno preso in cura il conducente dell'auto, illeso invece l'autista del mezzo pesante. Intervenuti sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia locale per sgomberare la strada e deviare il traffico. A Pieve di Soligo è stato identificato il pirata della strada fuggito nella notte del 10 agosto dopo aver provocato un incidente stradale. Non aveva la patente, o meglio, non ce l'ha mai avuta. È una Golf Serie 5 nera, ammaccata, ma molto ammaccata. Se qualcuno sapesse qualcosa di contattarmi o comunque di contattare le autorità. Un appello che oggi trova risposta, quello di Thomas Ceskin. È stato infatti identificato dopo un'indagine lampo dei carabinieri di Vittorio Veneto, il pirata della strada, che la notte del 10 agosto in via Schiratti a Pieve di Soligo è uscito di carreggiata con la sua auto tamponando violentemente la Ford Focus di Ceskin con a bordo anche un suo amico. Pochi minuti di paura e terrore, le 4 frecce dell'auto pirata, una breve sosta e poi la fuga nell'ombra della notte. Così aveva raccontato ai nostri microfoni. Biondo sul 20 anni, all'interno della macchina ho visto del fumo, quindi probabilmente è scoppiato l'airbag. Sono bastati pochi secondi di lucidità a Ceskin per fotografare mentalmente alcuni dettagli fondamentali che hanno portato, insieme alle immagini di videosorveglianza della zona, all'identificazione del pirata. Ha 22 anni, è di origine marocchina ed è dimorante nel Vittoriese, ma soprattutto è senza patente di guida mai conseguita. Una mancanza che forse ha mosso il giovane dopo l'incidente a spingere il piede sull'acceleratore e sparire nella notte. Altro incidente stradale questa mattina verso le 10 in via Castellana a Treviso, all'altezza della concessionaria Borsoi. Un Fiat Scudo condotto da un 58enne di Treviso ed una Renault Megane condotta da una 40enne di Quinto di Treviso che stava svoltando a sinistra sono stati urtati da un veicolo di autospurghi condotto da un 43enne di Conegliano. A richiedere le cure sanitarie è stata la quarantenne. Sul posto si sono recati subito gli agenti della polizia locale che hanno fatto anche defluire il traffico. In prima mattinata alle 6:50 incidente anche a Sarmede dove un SUV ha urtato un ciclista di 65 anni poi portato all'ospedale di Conegliano con delle ferite alle gambe. E noi adesso ritorniamo sul lago morto di Vittorio Veneto. Come sapete è stato ritrovato il corpo del povero Andrei e questo dopo 4 giorni di mobilitazione e di operazioni incessanti da parte dei vigili del fuoco. Dopo 4 giorni di instancabili ricerche da parte dei vigili del fuoco è stato recuperato intorno alle 20:30 di ieri il corpo di Andrei Boichenko, il giovane ventenne scomparso venerdì pomeriggio nel lago morto a Vittorio Veneto. Individuato a 40 metri di profondità dagli operatori del ROV, una sorta di sottomarino a comando da remoto.
Era infatti attesa per il pomeriggio la messa in azione del robot dotato di sonar per scandagliare il fondale, strumento utile dato la scarsa visibilità delle acque del lago in cui il giovane di Mestre è scivolato senza più riemergere. Una volta individuato il corpo, i sommozzatori di Venezia hanno provveduto a immergersi e recuperare la salma, che è stata caricata poi su un gommone e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sul posto presenti medico legale e carabinieri. A Cimadolmo l'ultimo saluto al ristoratore Maurizio Bassetto, il commosso addio di clienti, amici e militanti della Life. Dio Padre, ti affidiamo il nostro fratello Maurizio. Ti chiediamo di abbracciarlo e di portarlo al sicuro. Siamo certi che presso di te non ci saranno più lacrime e nessuno sarà povero e abbandonato. Il parroco Don Abramo Pietro Bon prega insieme a parenti e amici di Maurizio Bassetto nel cimitero di Cimadolmo un ultimo intimo saluto al ristoratore ottantenne che si è tolto la vita il 12 agosto nella proprietà del suo ristorante sulle Grave del Piave. Il Padre Nostro, l'eterno riposo, poi la benedizione della bara di legno chiaro sormontata da fiori bianchi e rossi. Intorno i volti commossi di chi ha incrociato Bassetto sulla propria strada come amico, come ristoratore, come militante della Life, come testimoniano le bandiere portate alla breve cerimonia. Maurizio è sempre stato un bravo signore, di quel che abbiamo potuto conoscerlo noi altri, abbiamo sempre trattato da signori, un po' strana sta morte. Maurizio me lo ricordo di una umiltà e di una, come dire, quando uno si vergogna di stare in pubblico, timidezza, perché a ogni fine cena, quando organizzavamo le nostre grandi cene, non voleva mai venire a raccogliere quel bel plauso che si fa sempre al cuoco, si tirava indietro, era sempre ritroso. Però sempre disponibile. Noi facevamo la cena di Caude anno, ormai il prossimo anno sarebbe stata la 10ª. Per noi ormai era diventato un appuntamento fisso, era per noi veramente un punto di riferimento. Ora ci sentiamo più poveri, confusi. Il nostro anfitrione è uscito di scena, lasciandoci però un'eredità di ricordi altissimi, invidiabili. Ad Maiora, Maurizio. Ancora forti tensioni al carcere di Santabona a Treviso, un detenuto andato in escandescenza è stato trasferito. Il detenuto adesso comunque non è stato trasferito in un'altra sede, per cui abbiamo resettato questa problematica a Treviso e inizierà dove è stato trasferito. Un soggetto noto, recidivo, il trentenne di origine nordafricana che sabato sera ha dato fuoco alla sua cella. Sono bastati pochissimi minuti perché il rogo divampasse per l'intero abitacolo. Lenzuola, materassi e oggetti presenti sono bastati per far propagare l'incendio che ha sviluppato del fumo denso che ha invaso anche parte del corridoio. Tempestivo l'intervento della polizia penitenziaria. Dei 7 agenti intervenuti, 5 sono finiti in ospedale per il fumo inalato e le ferite riportate a seguito dell'aggressione del trentenne. Per ognuno alcuni giorni di prognosi. È una situazione ormai insostenibile, non superato ogni livello di tolleranza. È un soggetto, fra l'altro, dove la sanità credo che non riesca a dichiararlo psichiatrico. Situazione che il segretario triveneto del sindacato di polizia penitenziaria Giovanni Ivona denuncia anche a seguito delle tensioni sempre più frequenti all'interno del carcere di Santabona. Il detenuto che ha scatenato l'incendio è stato trasferito a Padova, ma secondo il segretario non è questa la soluzione. Creare dei circuiti, possiamo dire specializzati, dei circuiti dove magari abbassare quello che può essere il livello custodiale, prettamente custodiale, e affiancare davanti a questi soggetti molto probabilmente personale sanitario.
Il caso Vannacci è diventato virale, il cartello esposto in una libreria di Castelfranco Veneto che si schiera contro lo scritto dell'ex capo della Folgore. Clara Batangelo, la proprietaria della libreria, però rilancia e invita il generale a un confronto. Si invita la gentile clientela a non chiederci il libro di Vannacci. È diventato virale il cartello esposto nella vetrina di una libreria di Castelfranco Veneto in risposta allo scritto autopubblicato dell'ex capo della Folgore Roberto Vannacci, i cui contenuti, da alcuni definiti discriminatori, sessisti, omofobi, stanno facendo discutere l'Italia intera. Viviamo in un paese in cui, grazie a Dio, ci sono le biblioteche, quindi il diritto alla lettura, alla diffusione delle idee è sempre garantito, che però non c'entra col mio diritto di vendere quello che voglio. Qua non stiamo più parlando di libertà di opinione, ma di omofobia, misoginia, razzismo. In queste ore è stata aperta un'inchiesta per verificare se le parole del generale, ora comandante dell'Istituto Geografico Militare di Firenze, abbiano violato il testo unico dell'ordinamento militare. Un'inchiesta che sta creando divisioni anche all'interno del governo Meloni. Da una parte il dito puntato del ministro Crosetto, dall'altra la difesa del vicepresidente Matteo Salvini. Ma non solo una spaccatura politica, ad essere divisa anche l'opinione pubblica. State ricevendo chiamate in continuazione? In continuazione, per lo più di gente che ci chiede il libro, ci chiede perché non lo ordiniamo, a volte ci dà degli antidemocratici e noi finché ci ascoltano proviamo a spiegare quali sono le nostre ragioni. E se la libreria di Castelfranco non sarà per scelta la casa del libro del generale Vannacci, si mette invece a disposizione per essere terra di libero confronto. Generale, venga a dirci cosa pensa, perché magari è stato travisato, però magari no, ecco. Ariese e Vittorio Veneto, ma subito dopo la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta per ritornare a Ariese e Pio X, dove ieri sera si sono aperte ufficialmente le celebrazioni per il ritorno di Papa Sarto. Oltre 500 fedeli sono sfilati ieri sera in processione davanti alla casa natale di San Pio X, nel giorno che la Chiesa gli ha dedicato. Una celebrazione che si ripete da tempo a Riese, ma che quest'anno ha un significato molto particolare. Un momento di riflessione in attesa del ritorno in paese del corpo di Papa Sarto il 7 ottobre, dopo la sosta per un giorno nella cattedrale di Treviso. E ieri sera in tanti hanno seguito prima la celebrazione presieduta dal vescovo di Vicenza nella parrocchiale, che non ha potuto contenere tutti. In tanti infatti sono stati accolti sul sagrato per poi seguire la reliquia e l'effigie del Papa trevigiano, che hanno sfilato lungo la via principale del paese fino alla casa di Giuseppe Sarto, per poi tornare per la benedizione finale. In tutti, oltre all'attesa per il ritorno a casa del Santo Padre trevigiano, anche la consapevolezza delle radici del suo pensiero ancora attualissime, per un Papa che difese gli ultimi da parroco, da vescovo e da capo della Chiesa, e che morì nella sofferenza dello scoppio della Grande Guerra, che sapeva avrebbe avuto un tragico tributo in vite umane. Forse Papa Pio X viene qui per chiederci: ascoltiamo il grido dei poveri, dei migranti, degli oppressi. Ascoltiamo il grido della terra, accogliamo dunque il pellegrinaggio delle spoglie di San Pio X come una straordinaria occasione per riappropriarci in questo nostro tempo delle radici che lo hanno generato. E puntualissimo, dalla mezzanotte di ieri si è rinnovato a Serravalle di Vittorio Veneto l'appuntamento con i fuochi di Sant'Augusta, uno spettacolo pirotecnico di oltre mezz'ora atteso sin dal pomeriggio e che secondo alcune stime ha portato a Serravalle oltre 30.000 spettatori, molti dei quali hanno approfittato di balconi e terrazze dei palazzi storici, che hanno accolto cene e serate mondane in attesa delle fontane di luce, dei fuochi, delle stelle di Hollywood e di Matrix, solo per citare alcuni nomi dei fuochi d'artificio
artificio scelti dal Comitato Sant'Augusta, un evento che ha concluso la settimana di festeggiamenti per la patrona, che ha coinvolto oltre 120 volontari. Qualche polemica per le chiusure al traffico di Serravalle troppo anticipate secondo alcuni commercianti. Intanto lo spettacolo pirotecnico si è rinnovato grazie alla famiglia Bottoli, che ha messo a disposizione il versante della montagna come base di lancio, adeguatamente predisposta contro ogni pericolo di incendio. Queste dunque le immagini dal cuore di Vittorio Veneto. E noi adesso andiamo a Belluno. La politica in primo piano per questa pagina dal bellunese, perché si è ricomposta la giunta di Feltre dopo le dimissioni di Ferragosto dell'assessore Tiziana Penco, quota Lega. Nella squadra che siede a Palazzo della Ragione arriva Flavia Colle, già assessora provinciale alla cultura e attualmente capogruppo di opposizione a Borgo Valbelluna. Stamattina, come ci racconta Tiziana Bolognani, le presentazioni ufficiali. Squadra che vince non si cambia, lo sosteneva Vujadin Boskov, il professore, ma in campo si scende per giocare a calcio. In politica invece un avverbio di negazione può diventare pronome, ed è quel che è accaduto a Palazzo della Ragione dopo le dimissioni dell'assessora Tiziana Penco. La Lega ha perso il posto nella giunta feltrina, per di più in quota rosa, perché la sindaca Fusaro ha deciso che più di una tessera di partito contano le competenze. La sua scelta è caduta su una politica di lungo corso, d'area centrodestra, Flavia Colle. Questi risultati sono anche significativi di questa serenità, di questa coesione, di questo guardare anche oltre e quindi di occuparsi esclusivamente del bene della città. Flavia Colle, docente all'agrario di Feltre ed ex assessora alla cultura della giunta provinciale guidata da Oscar De Bono, non è nuova agli avvicendamenti. Il caso vuole che nel 2017 fu proprio lei a subentrare a Tiziana Penco nel posto lasciato libero da quest'ultima dimissionaria dal CDA di Longarone Fiere. 6 anni dopo la storia si ripete. Ringrazio il sindaco Fusaro perché mi ha dato questa importante fiducia e questo importante incarico, perché i referati della cultura, della formazione in un comune come questo, che è il secondo comune della provincia di Belluno, è importante. A Colle, pronta a lavorare pancia a terra, dal 1° settembre saranno attribuite la cultura e la formazione, l'università e le politiche giovanili, la comunicazione, i finanziamenti europei. Per seguire il referato dei gemellaggi, l'assessora sarà affiancata da Alberto Vettoretto, unico e più votato consigliere del Carroccio. Fusaro, dopo aver ridistribuito le deleghe in capo alla Penco, l'ha nominato consigliere delegato con i colleghi Primo Meneguz, Matteo Titton e Denis Zatta. La Lega, appunto, aver esprime le quote rosa non è stato possibile trovarla fuori per competenze. Il sindaco giustamente ha fatto le proprie scelte, vanno sicuramente rispettate. Dopodiché sul discorso della Lega se ne occuperà la parte politica, il segretario di sezione e il segretario provinciale. Proprio il segretario provinciale della Lega, oggi in diretta su Antenna 3, ha puntualizzato. Noi abbiamo proposto dei nomi come Lega, lei ha preferito andare in autonomia. Io credo che dopo una dimissione di un assessore della Lega sia la sindaca anche tenuta a fare le proprie scelte. Super lavoro per il servizio di urgenza ed emergenza medica dell'ULSS 1 Dolomiti, 120 interventi di elisoccorso in circa un mese, 65 per Falco 1, 55 per Falco 2, il secondo elicottero attivato grazie alla sinergia tra Regione Veneto, ULSS 1, Soccorso Alpino e Dolomiti Emergency. Il commissario Giuseppe D'Albena ha rivolto in questi giorni il suo personale ringraziamento al personale della rete di emergenza. Tutti insieme, afferma D'Albena, riusciamo a creare una sinergia solida che dà sicurezza ai numerosi turisti che scelgono le Dolomiti per l'attività fisica e le vacanze, oltre a chi vive e lavora nel territorio bellunese. E sono 42 i cittadini ucraini ancora presenti a Belluno, 37 all'ex asilo Cairoli e 5 nella canonica della parrocchia di San Gervasio. A oltre un anno dall'arrivo nel capoluogo di uomini, donne e bambini in fuga dall'Ucraina colpita dalla guerra, il bilancio dell'accoglienza è positivo. 13 nuclei familiari, 6 singoli. I minori sono al momento 14, 4 bambine e 10 bambini, tutti iscritti a scuole e istituti del territorio per l'anno scolastico 2023-2024.
2024, mentre gran parte degli adulti già da mesi frequenta il centro provinciale istruzione adulti. Nei mesi si sono create le condizioni per una vera integrazione, commenta il sindaco Oscar De Pellegrin. Una famiglia è diventata autonoma e si è sganciata dalla struttura comunale per andare a vivere in un appartamento in città, e 2 giovani maggiorenni hanno trovato impiego stagionale nelle strutture turistiche. Il territorio ha offerto la possibilità di restare e di costruire progetti di vita nel cuore delle Dolomiti. Così dunque a Belluno queste le parole del sindaco De Pellegrin. Destinazione mare glaciale artico, arcipelago delle Svalbard in Norvegia. È lì che l'ufficiale feltrino Alessandro Alberioli, tenente colonnello della Guardia di Finanza in servizio alla scuola alpina di Predazzo delle Fiamme Gialle, lavorerà nella struttura di ricerca polare dirigibile Italia del CNR, diretta da un altro feltrino, lo scienziato Carlo Barbante. La notizia è stata diffusa stamattina dal Comando Generale della Guardia di Finanza ed è rimbalzata in tutta la provincia di Belluno. Alberioli e un altro militare del soccorso alpino delle Fiamme Gialle partiranno domani mattina da Venezia. Il loro compito sarà quello di tutelare le missioni esterne dei ricercatori in ambiente esterno, formando scienziati e operatori per la loro sicurezza in aree impervie e ostili. Weekend di calcio internazionale il 2 e 3 settembre al campo sportivo di Salce. Siamo sempre a Belluno, l'hanno chiamato Mundialito ed è un'iniziativa realizzata con il coordinamento rete immigrazione della provincia. 9 le squadre in campo da altrettanti paesi del mondo, come ci racconta sempre Tiziana Bolognani. Solidarietà e integrazione ruota attorno a questi 2 sostantivi l'iniziativa che il Comune di Belluno, con il coordinamento rete immigrazione della provincia, CONI, FIGC, ENDAS e il supporto del consorzio BIM Piave, hanno organizzato per il weekend del 2-3 settembre prossimi. Sul rettangolo di gioco di Salce a Belluno scenderanno in campo le rappresentazioni di 9 paesi diversi, calciatori già conosciuti perché militanti nelle squadre della provincia. Un evento all'insegna dell'inclusività e dell'amicizia. Questa è la finalità che ci siamo posti, lo sport per tutti, lo sport che include, lo sport che unisce, che connette la gente. Sono sicura che sarà un gran successo e invitiamo anche i cittadini a venire a vedere qualche partita e a partecipare alla festa di domenica. Italia, Romania, Senegal, Kosovo, Camerun, Marocco, Turchia, Albania e Brasile, le squadre pronte a scendere in campo. 3 gironi, tempo unico da 30 minuti. L'obiettivo è l'inclusività e non vedere i migranti più come un problema, ma come una risorsa e come qualcosa su cui si può fare conto. E lo sport che abbatte le barriere ideologiche, la strategia vincente. Cosa unisce tutti i popoli, a prescindere dalle lingue? La passione in questo caso per lo sport, per il calcio. È stato centrato l'obiettivo di trovare qualcosa che aggregasse, che riuscisse a mettere insieme più nazionalità e più culture per questo torneo. Ciliegina sulla torta, il banchetto finale che rappresenterà la gastronomia dei sapori tipici dei paesi del mondo, e anche in questo caso la sfida sarà senza esclusione di colpi. Allora, non ho più aggiornamenti da darvi, da Treviso e Belluno è tutto anche per questa edizione. Vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per l'attenzione e buona serata. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago. Benvenuti al Meteo. L'anticiclone africano arroventa il nostro territorio. Sempre bel tempo e caldo, con una lieve instabilità sull'arco alpino. Il dettaglio di mercoledì 23 agosto. Sul Veneto tanto sole con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno. Da segnalare soltanto una maggiore nuvolosità pomeridiana sulle Dolomiti, anche con qualche breve temporale. Temperature pressoché stazionarie e sempre bollenti, minime fino a 26 gradi, massime con punte di 37 gradi e clima molto afoso. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sarà soleggiato con cielo limpido. Nel pomeriggio non si esclude la formazione di qualche isolato rovescio sulla zona montana. Temperature minime tra 22 e 25 gradi, massime sui 36-37 gradi.
Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato con qualche disturbo pomeridiano sui settori settentrionali. Temperature minime intorno ai 20-21 gradi, massime sui 36-38 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento come sempre in nostra compagnia. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago.